sì, allora, molti sono ancora in vacanza, ma non il nostro gradito ospite in collegamento telefonico, ce l'aveva in realtà già anticipato nel mese di dicembre che non avrebbero chiuso se non nei giorni rossi. Allora io saluto e auguro anzitutto buon anno al direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefano. Buongiorno direttore, anzitutto spero stia bene. Sì, sto bene Claudio, buongiorno anche a te, buon anno a te naturalmente, a tutti gli ascoltatori. È un anno che non ci si sente, ma in realtà è molto meno di un anno. Esatto, ma senta, per aprire una curiosità, mi ricordo lo scorso anno circa di questi tempi si parlava di smart working, no? Nella vostra azienda applicate ancora lo smart working? C'è ancora questa modalità? Ricordo che avevate una modalità mista, no? Qualche giorno in ufficio, qualche giorno a remoto. Com'è? Ve lo dico, cioè glielo chiedo anche in questi giorni, insomma, di tra virgolette feste, di diritto anche a disconnessione, spero, immagino anche per voi. Sì, ma allora diciamo, in questi giorni in effetti la squadra del fondo opera a forze ridotte perché ci stiamo tornando proprio nelle ferie che devono, ricordo, essere fatte da tutti quanti i dipendenti. Lo smart working, da quando è stato introdotto, o meglio il lavoro da remoto, è diventata una consuetudine, magari non è uno strumento utilizzato con la stessa intensità che ha caratterizzato il periodo più cupo, diciamo, della pandemia, ecco, l'anno scorso, ma diciamo abbiamo fatto tesoro di quell'esperienza lì e ad oggi, tornandoci, riusciamo, tutto il personale è stato coinvolto in questo tipo di struttura dell'attività, ecco. Quindi questo comporta anche una responsabilizzazione individuale. Adesso dovremo vedere un attimo anche come si sviluppano i numeri della pandemia nelle prossime settimane, perché quando tutta la squadra del fondo rientrerà operativa al 100%, qualora i numeri fossero elevati, allora abbiamo già ragionato con i nostri responsabili delle varie aree, abbiamo già ipotizzato anche un'eventuale intensificazione del lavoro da remoto, ecco. Certo, comunque avete già sperimentato appunto questa modalità. Senta direttore, che anno è stato il 2021 per voi? Un anno complicato, condizionato dalla pandemia, che di conseguenza ha, credo, condizionato anche, ne abbiamo parlato a lungo, anche i mercati finanziari. E i nostri risparmiatori come hanno risposto? Un, tra virgolette, bilancio sommario del 2021 che se n'è andato, direttore. Sì, diciamo un bilancio proprio dalla prima settimana dell'anno nuovo, ma è un bilancio, devo dire, indubbiamente positivo, nel senso che venivamo da un 2020 con le difficoltà legate alla pandemia e anche nella strutturazione del preventivo all'inizio dell'anno eravamo stati un po' guardinghi perché non sapevamo come sarebbero sviluppate le incognite nell'anno nuovo. È andato tutto, devo dire, piuttosto bene, nel senso che il fondo alla fine dell'anno, adesso non ho i numeri definitivi, ma stimiamo di raggiungere i 120.000 iscritti complessivi, di cui circa 71.000 aderenti cosiddetti, noi diciamo pieni, quindi che versano tipicamente il TFR, il contributo dell'azienda, il contributo del lavoratore oppure autonomi e così via, e altri circa 49.000 aderenti contrattuali nell'ambito dell'artigianato. Magari questa qui è una tematica che varrebbe la pena di esplorare per l'anno 2022. Quindi come numero di iscritti abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci aspettavamo, quindi aumenta la diffusione del fondo. Considera che se andiamo indietro di un paio d'anni, questi 71.000 iscritti pieni erano 51.000, quindi una grande crescita di quest'ultima che abbiamo realizzato nei 2 anni di Covid, diciamo. Il patrimonio va verso 2 miliardi, siamo a 1.850 miliardi, quindi insomma una grande responsabilità anche da questo punto di vista. Anche qui la crescita è molto consistente nell'anno, con oltre 220 milioni di contributi versati dai lavoratori. E per quanto riguarda i rendimenti, anche troppo bene mi verrebbe da dire, perché di questo magari abbiamo parlato già nelle trasmissioni precedenti. I 4 comparti del fondo chiudono, ho dati provvisori in questo caso, quindi andranno naturalmente riconfermati dopo la chiusura della valorizzazione del 31 di dicembre, diciamo, ma dovremmo avere un comparto garantito sopra lo 0, attorno allo 0,5%, quindi sapete che è il comparto dedicato a chi diciamo è prossimo alla pensione, è un comparto conservativo per eccellenza. Un comparto prudente dovrebbe attestarsi attorno a un 3% di rendimento netto, il reddito intorno a un 4 erotti e il dinamico intorno a un 9%. Il dinamico in particolare ha fatto negli ultimi 3 anni sempre rendimenti tra il 9 e il 10%, quindi
Considerando il periodo direi assolutamente molto bene, qualche volta dico anche troppo, perché questo, come dire, questa positività un po' trasversale tante volte porta qualche lavoratore, qualche iscritto a perdere di vista la tematica del rischio, e qualche volta gli viene voglia, ecco, di esporsi al rischio più del necessario. Certo. Ma insomma è un tema che presidiamo con i nostri sportelli, con la consulenza tipicamente. Eccesso di euforia quindi da scongiurare, mi sembra di capire. Le sue sono le parole del buon padre di famiglia anche riguardo chiaramente i nostri investimenti. Ecco direttore, nel 2021 si è risparmiato di più, chiaramente ci siamo mossi di meno, abbiamo accantonato di più nei conti correnti, e quindi con i dati positivi che lei ci ha appena detto per il 2021, non è che credo che in questo 2022 adesso le famiglie inizino a sperperare, quindi i dati possono essere confortanti anche per il 2022 come diciamo così, come previsione per questi mesi. Ma allora diciamo è corretto quello che il fenomeno che hai identificato è esattamente quello che a quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 2 anni, perché soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, sia nel 2020 che nel 2021, abbiamo assistito a un incremento dei versamenti, soprattutto volontari, abbastanza consistente. Considera, tanto per dirti, negli ultimi 2 mesi del 2021, dicembre e novembre, il fondo ha ricevuto versamenti per 15 milioni di euro, versamenti volontari. Se andiamo indietro di qualche anno la cifra era la metà, quindi è corretto così. Il punto qual è? Che c'è un nemico che pensavamo, come dire, scomparso, ma ogni tanto riappare. L'inflazione. Sicuramente hai visto la saga del Signore degli Anelli con il sotto Natale e con questo occhio che ogni tanto si rifà vivo. L'inflazione ritorna con una dimensione a cui non eravamo più abituati, o meglio, noi che siamo nati all'inizio degli anni 70 forse abbiamo qualche ricordo di bambino dell'inflazione, se sentivamo i giornali, i telegiornali dei primi anni 80. Io ho un vago ricordo di questo, assolutamente, ne parlavano i miei genitori, ma qui per il resto parlavo con i miei colleghi ieri nati nell'83, non hanno mai visto l'inflazione, e parlare di inflazione attorno al 3, 4, 5, 6%, addirittura si pensa negli Stati Uniti a dimensioni di questo tipo, ci rimanda a un passato piuttosto lontano. Ecco, l'inflazione sappiamo che è il nemico numero 1 del risparmio, quindi perché i nostri soldi valgono di meno, giusto? Cioè, voglio dire, naturalmente, certo, il potere d'acquisto viene eroso, quindi se tu hai 100 euro oggi, fra un anno con quei 100 euro compri meno di prima, il tot per cento in meno di quello che potevi comprare qualche anno prima. E quindi cerchiamo di investirli dove rendano, cioè per diminuire logicamente questo certo, gap, no? Però ecco, assolutamente, se facciamo un paragone proprio con l'inizio degli anni 80 o anche gli anni 70, quando l'inflazione era anche a doppia cifra, all'epoca tuttavia avevamo i titoli di Stato italiani che avevano un rendimento anch'esso molto elevato, ahimè con danno per le future generazioni, perché questo poi ha significato un nuovo debito pubblico, ma rendimento elevato significava anche protezione, seppur parziale talvolta, del potere d'acquisto. Oggi sappiamo che i titoli di Stato italiani, il BTP di 10 anni rende l'1 e rotti per cento, quindi se tu hai un'inflazione del 3, eccoti che ti trovi, se vuoi investire a breve termine, soprattutto a breve termine, perché lì i rendimenti del debito pubblico sono ancora più bassi, e a rischio contenuto, perdi potere d'acquisto. Questa cosa non c'entra soltanto col fondo pensione, è un tema generale legato al risparmio, per cui ecco, la pandemia ci ha fatto risparmiare di più, ci siamo trovati tutti quanti con un mucchietto di denaro magari mediamente più elevato rispetto al solito, ma questo mucchietto generato peraltro anche dalla crescita dei mercati finanziari indotta dalle politiche pubbliche, ricordiamocelo. Ecco che adesso c'hai l'effetto collaterale, no? Tutta questa montagna di denaro che ha inondato il mondo economico e finanziario sta tramutandosi in rialzo dei prezzi. Vediamo se la cosa sarà temporanea, come molti sostengono, ma ormai sono diversi mesi che sostengono che questa cosa è temporanea, quindi noi cominciamo a non crederci più di tanto a questa temporaneità. E quindi come si fa a proteggere il proprio risparmio dall'inflazione? Non è facile, ma il fondo pensione magari rispetto ad altri strumenti ti dà qualche elemento in più. Intanto costa poco e quindi già quello è una sorta di rendimento in più che ti viene offerto rispetto a strumenti più costosi. Quindi primo non prenderle sarebbe il motto. Secondo,
fisco vantaggioso della previdenza complementare diventa in questa fase qua determinante. Ecco, questo è un tema interessante perché la legge di bilancio non ha toccato la fiscalità dei fondi pensione, quindi permane intatta il vantaggio fiscale, e se prima potevamo dire vabbè, insomma, ci sono rendimenti buoni, il fisco è una cosa in più, no, adesso diventa una cosa decisiva di cui non dico che non si può fare a meno, ma che insomma, diventa abbastanza un peccato lasciarla lì, perché altrimenti davvero hai un rischio di erosione del tuo potere d'acquisto. Quindi portarsi a casa il vantaggio fiscale messo a disposizione dello Stato, se lo Stato non ti dà più rendimento sul BTP, almeno portati a casa il vantaggio fiscale. Il vantaggio fiscale ce l'hai nella previdenza complementare, questo quindi è importantissimo. Il terzo elemento, se vogliamo, di vantaggio della previdenza complementare rispetto ad altre forme di risparmio è il lungo termine, perché giustamente ti dici allora dobbiamo andare in cerca di forme più remunerative se non posso ottenere nulla nel breve termine e sui titoli di Stato. Certo, questo è vero, però le forme più remunerative sappiamo che sono contraddistinte da maggiore volatilità, maggiore rischio, e non si può assorbire il rischio se tu non hai a disposizione tanto tempo davanti a te. Allora un ventenne o un trentenne che investe in un arco temporale di 20, 30, 10, insomma per tanti anni, può anche accettare di avere volatilità, alti e bassi dei mercati, per avere in cambio un rendimento magari nel lungo periodo più alto. Diversa è la situazione di chi magari invece ha un orizzonte temporale più breve, quindi più di tutti, ecco, il fondo pensione si connota come lo strumento adatto a ospitare strumenti magari nel lungo termine remunerativi, volatili, ma che danno appunto soddisfazione. In un mondo difficile e perfettibile sicuramente, ecco quindi che il fondo ha le sue armi, insomma, da tirare fuori e da mettere a disposizione dei risparmiatori. Ci accennava risparmio fiscale, direttore. La manovra recentemente varata ha cambiato le aliquote IRPEF, gli scaglioni. Per quanto riguarda la previdenza complementare, ci sono state delle modifiche oppure tutto è confermato rispetto al 2021? Sì, no, diciamo la tassazione della previdenza complementare è rimasta inalterata, tuttavia è chiaro che se tu vai a modificare le aliquote di base, quindi sposti, che ne so, un'aliquota del 27%, per dire un esempio a caso, no? Ma poi torneremo magari su queste tematiche con più calma. Se riduci l'aliquota media, l'aliquota IRPEF dal 27 al 25, vuol dire che nella previdenza complementare prima ci puoi mettere il 2% in più. No, bene, lo so, diciamo, ma la leggo a rovescio. Prima, versando al fondo, avevi un risparmio del 27% perché non dovevi pagare la tassazione. Adesso c'hai un risparmio del 25%, certo. Quindi c'è un effetto a rovescio, se vogliamo, sì. No? Quindi l'invito che mi sento di fare a tutti i lavoratori e a tutte le anche aziende è di seguirci fin dalle prossime settimane, perché usciremo con i soliti nostri articoli di approfondimento, anche magari in qualche webinar, qualche corso di formazione per aggiornare su questo aspetto. Comunque, diciamo, in sostanza rimane ugualmente interessante il tema della fiscalità agevolata dei fondi pensione. Assolutamente, si parla di politica economica, ma una domanda sulla politica comunque in generale. Il 24 gennaio iniziano chiaramente gli scrutini per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Voi guardate questa importante data, questa importante svolta per il nostro Paese come una possibile svolta, cioè potrebbe condizionare la politica in generale, anche di conseguenza la vostra politica di diciamo così investimento o di programmi per il 2022? Ma allora, diciamo, come fondo pensione, come strumento di risparmio a lungo termine, siamo naturalmente attenti a tutti i fatti della politica, non solo naturalmente l'elezione del nuovo capo dello Stato. Questo è un tema che potrebbe aver riflesso sicuramente sulla gestione del PNRR, quindi sul tema degli investimenti alternativi per quel che ci riguarda. E da questo punto di vista certamente si guarda con attenzione. Mi fa venire in mente peraltro che noi abbiamo, che se vuoi, quando hai accennato al tema delle elezioni, le prime elezioni che mi vengono in mente come fondo pensione sono quelle che avverranno ad aprile di quest'anno, perché gli iscritti andranno ad eleggere i loro rappresentanti nell'assemblea del fondo pensione, quindi è un altro tipo di elezione, ma molto più vicina nel concreto, perché 120.000 lavoratori veneti nomineranno, eleggeranno i loro rappresentanti nell'assemblea, i loro 100 rappresentanti in assemblea, e le altre 17.000 aziende eleggeranno a loro volta i loro 100 rappresentanti nell'assemblea del fondo, che poi fra qualche anno eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione. Quindi
Ecco, il primo tema sulle elezioni Sì. che mi viene E in come mente. potranno votare? Scusi, adesso la curiosità. So che magari poi ne parleremo nei prossimi mesi. Sì, ma allora, proprio in queste settimane stiamo organizzando le attività. Sicuramente sarà ribadito, confermato il modello del voto online, come già è stato fatto nelle ultime sessioni 4 anni fa. Stiamo valutando se avviare anche in qualche azienda gli sportelli fisici per consentire magari anche ai lavoratori un contatto diretto con i candidati, no, che saranno Certo. proposti dalle parti istitutive. Comunque questa sarà la valutazione un po', ecco, delle prossime settimane. Diciamo che questo che sarà importante per noi, quindi questo è anche un appello, trovare l'occasione prima di aprile di presentare i candidati ai lavoratori affinché possano scegliere le figure che ritengono più adatte, ecco, a rappresentarli nell'assemblea del fondo. Direttore, il tempo purtroppo ci è tiranno, abbiamo ancora un paio di minuti, però le faccio una domanda di carattere generale che poi logicamente approfondiremo in questo nuovo viaggio di 12 mesi con lei e con gli amici di Solidarietà Veneto. Propositi per il 2022, su che cosa state lavorando o che cosa avete in progetto di lavorare prioritariamente per questo nuovo anno? Sì, beh, diciamo, siamo un po' uno spartiacque, no? Se il 2021 è stato l'anno in cui abbiamo adottato un nuovo codice etico, la carta dei servizi, abbiamo ripreso il tema degli investimenti alternativi nelle piccole e medie imprese, nelle infrastrutture e così via. Con il nuovo anno, diciamo, sicuramente sarà centrale il tema anzitutto dell'accreditamento, che stiamo aspettando dalla Regione risposta rispetto alla nostra domanda di accreditarci quali fondo di riferimento regionale. Chiaramente se la risposta fosse positiva il fondo si potrebbe fregare di questo titolo che ci aspettiamo possa sicuramente avvalorare la nostra attività anche negli ambiti lavorativi diversi da quelli nei quali usualmente lavoriamo. Si parla addirittura per il 2022 di un nuovo silenzio assenso, vedremo sì. un po', ecco, a proposito di politica, no? Mi chiedevi prima, Sì. Claudio, se dovesse essere confermata questo intervento, si impatterebbe in maniera molto molto forte sulla previdenza complementare, quindi saremo tutti quanti ingaggiati a servire in termini informativi i lavoratori interessati a capire come orientarsi da questo punto di vista. Un altro dei temi, direi, su cui dovremmo lavorare nel 2022, vogliamo lavorare nel 2022, è quello della informazione per gli aderenti cosiddetti contrattuali. Stiamo parlando del mondo dell'artigianato, dove in Veneto sono circa 49.000 gli associati al Fondo Solidarietà Veneto. Stiamo parlando delle categorie della moda, dell'alimentare, quindi le pasticcerie, i panifici e così via. Ecco, questi lavoratori sono iscritti a Solidarietà Veneto, ma non versano il TFR, il contributo azienda, il contributo lavoratore, sono iscritti con una quota contrattuale prevista sulla base di accordi regionali che potrebbe variare tra i 100 e i 300 euro annui. Bene, hanno in mano uno strumento che potrebbe consentir loro veramente di fare bene risparmio, ma molto spesso non viene utilizzato o spesso non lo si conosce, quindi c'è un grande lavoro da fare da questo punto di vista. L'altro aspetto, ecco, su cui sicuramente lavoreremo nel 2022 è la prosecuzione dell'investimento negli alternativi, cioè nelle appunto piccole e medie imprese, infrastrutture e real estate, con l'obiettivo di diversificare al massimo il portafoglio del fondo, che diciamo è un obbligo ancor più che in passato, proprio per difendere il risparmio dei cittadini veneti di fronte ad uno scenario complicato, soprattutto per il tema dell'inflazione. Beh, direttore, ci ha dato un'ampia panoramica di quello che poi approfondiremo nei prossimi 12 mesi. Allora, il tempo è terminato, la ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per le utili informazioni che ci ha dato. Le auguriamo veramente un buon lavoro a lei e un buon anno a tutto lo staff degli amici del Fondo Solidarietà Veneto. Grazie al direttore Paolo Stefan.